Vogliamo dedicarvi questo Salmo 128 per la nascita della bambina Margherita. Beato chiunque teme il Signore e cammina nelle sue vie. Allora mangerai dalla fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come vigne fruttifere nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua tavola. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore. Il Signore ti benedica da Sion, tu possa vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Signore sia lodato. Se già di solito piango facilmente, in questo periodo poi ancora di più. E niente, io voglio ringraziare il Signore per come ci ha dato questo dono, che abbiamo veramente desiderato. Adesso vedere i bambini che cantano per noi veramente mi riempie di gioia. Scusate, ma tanto mi conoscete. E lo voglio ringraziare per come ha guidato fin dalla gravidanza ogni cosa, veramente è andato tutto bene. Lo voglio ringraziare anche per come ha guidato il parto, perché abbiamo visto veramente che ha guidato ogni circostanza, anche se in quel momento ci sembrava ci fossero un po' di intoppi, però i giorni dopo, ripensandoci, abbiamo detto veramente il Signore vede ogni dettaglio e ci ha veramente guidato. E pregate per noi, perché davvero è un dono grande, ma non ci sentiamo all'altezza. E veramente pregate che possiamo essere un esempio per questa bambina, che possiamo crescerla secondo gli insegnamenti di Dio, e il Signore sia lodato. Pace a tutti. Devo dire che anch'io oggi sento forte l'emozione.
voglio davvero ringraziare il Signore perché, come abbiamo cantato prima, Lui è veramente fedele fino alla fine. E ogni tanto mi piace ripensare alla mia vita, mi piace ripensare fin dall'adolescenza, come la mia vita è trascorsa, come il Signore l'ha guidata. E mi viene così semplice dire Dio è fedele. E voglio davvero ringraziare perché ha guidato ogni passo, ci ha permesso di incontrare la persona che Lui ha scelto, ci ha permesso di sposarci, di comprare una casa. E voglio ringraziarlo per questo meraviglioso dono. E è stato tutto guidato in maniera perfetta, perché mi rendo conto di come Margherita sia arrivata nel momento giusto della nostra vita. Non abbiamo fatto ragionamenti come a dire prendiamo prima una casa, poi cerchiamo un bambino. È stato tutto perfetto perché non abbiamo fatto nessuno di questi ragionamenti, è arrivata al momento giusto. E lo vogliamo davvero ringraziare con tutto il nostro cuore. Anche io vi voglio chiedere davvero di pregare per noi, affinché davvero il Signore ci guidi, di mettere sempre davanti a Lui questa bambina, di portarla in chiesa, di insegnarle quello che il Signore vuole. Amen. Grazie. La scrittura parla dei bambini, ne parla diffusamente. Vi leggo soltanto un brano, e si trova in Matteo al capitolo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli, poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare, se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca. Addirittura il passo delle 99 pecore Gesù lo applica ai bambini che egli ci ha affidato. Noi vogliamo pregare per Margherita, non solo per lei, vogliamo pregare per gli altri bambini della nostra comunità. Grazie a Dio adesso iniziano ad essere un bel numero. Stiamo già preparando tra qualche anno la classe dei piccoli della scuola domenicale che ci è mancata per un po'. Vogliamo pregare per tutti i bambini del mondo, che il Signore possa continuare a stendere la sua mano per proteggerli. Quello che facciamo, lo dico per chi è nuovo qui tra di noi, non sostituisce il battesimo dei bambini, perché nella parola di Dio non esiste il battesimo dei bambini. È una tradizione che è stata inserita dagli uomini nei secoli, ma che non è nella volontà del Signore, perché il battesimo si fa in età adulta, cioè nell'età in cui un credente, dopo aver creduto, ha la facoltà di decidere e sceglie di seguire Gesù. Quindi questo non sostituisce, non è il surrogato del battesimo dei bambini, è soltanto un gesto semplice di vicinanza della Chiesa che si unisce per pregare il Signore per una nuova vita che inizia. Amen. Vi chiedo di chinare i vostri capi, chiudere i vostri occhi. Vogliamo pregare per la piccolina. Signore, abbiamo gioia grande questa mattina nel vedere coi nostri occhi la meraviglia della vita, Signore, che Tu hai rinnovato ancora con Margherita, Signore. Signore, grazie per lei, grazie per gli altri piccoli
Grazie per la gioia che ci dai di avere dei bambini tra di noi, che ci ricordano la bellezza della vita che è il dono tuo, Signore. Ma ci vogliamo anche ricordare, Signore, che i nostri figli non sono dei doni che tu ci dai, ma sono dei talenti che ci chiedi di amministrare, Signore, fino al giorno del tuo ritorno. E noi vogliamo, Signore, gestire queste vite in un modo saggio. Vogliamo amministrare, Signore, questi tesori in modo timorato, Signore, perché sappiamo che tu ci chiederai conto delle loro vite e noi vogliamo essere per loro un esempio di santità, un esempio di timore tuo, Signore, un esempio di integrità spirituale. Per questo ti chiediamo per Alessia e Silvio, Signore, rendili genitori credenti, timorati di te, attaccati a te, Signore, desiderosi di insegnare alla loro figlia la tua volontà. Ti preghiamo per ognuno di noi genitori, Signore. Signore, rendici dei genitori cristiani, che la nostra vita sia splendente nelle nostre case, Signore, che i nostri figli siano attirati a te mentre vedono la nostra vita che arde per te, oh Signore, perché sappiamo, Signore, che noi non li possiamo proteggere, non possiamo essere con loro, Signore, quando cammineranno nelle strade di questo mondo, ma sappiamo, Signore, che se sceglieranno per te, saranno al sicuro nella tua mano, Signore. Ed è per questo che ti preghiamo, Signore, che le nostre vite siano degli strumenti per la salvezza dei nostri figli, che le nostre vite siano una lettera aperta davanti a loro, dove loro possano leggere l'amore di Gesù che ha avuto per loro. E con i nostri figli, Signore, noi ti preghiamo anche per tutti i bambini del mondo, in quest'epoca in cui ci vengono riportate notizie di guerre, noi sappiamo che i bambini innocenti vengono coinvolti, Signore. Proteggili, Signore. Fai tu scudo davanti a loro, davanti alla malvagità e l'egoismo dell'uomo, e perdona noi quando non facciamo quello che tu vuoi davanti a loro. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Lei è così tranquilla che io la terrei qui. Gloria a Dio. Vogliamo raccogliere la nostra offerta prima di meditare la parola del Signore. Vi faccio di nuovo chinare i vostri capi per pregare. Signore, anche la nostra offerta è un atto spirituale che vogliamo fare in un modo spirituale. Ecco perché ti chiediamo che la mano che lascerà parte dei nostri beni in quelle sacchette sia una mano allegra nel dare e generosa perché fiduciosa in te, per ogni cosa che tu sei capace di provvedere. Benedici la nostra offerta nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Canteremo il cantico Ho deciso di seguire Cristo. Neemia, capitolo 6, dal verso 1. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Quando Sanballat, Tobia e Gesem l'arabo e gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruito le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono. Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. 4 volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa e io risposi loro allo stesso modo. Verso 15. Le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul, in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero,
tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Signore, noi ti ringraziamo perché il nostro aiuto viene da te, ma non ci vogliamo tirare indietro da quello che tu chiedi a noi, Signore. Ed è per questo che ti chiediamo che possiamo ricevere con fede e con determinazione la tua parola, per poi concludere, Signore, vorremmo metterla in pratica. Aiutami, Signore, riempimi di Spirito Santo, purifica il mio cuore e le mie labbra, perché siamo davanti alla tua parola e non alla parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. La ricostruzione dopo la deportazione avvenne in 3 momenti. I primi 2 hanno a che fare con la ricostruzione del Tempio, hanno a che fare con anche il profeta Ageo, il profeta Zaccaria, il profeta Malachia, Esdra, Zorobabele, Giosuè, questi personaggi che ritornano più volte nella scrittura. Poi però ci fu una seconda fase della ricostruzione. Dopo la ricostruzione del Tempio dovevano essere ricostruite le mura di Gerusalemme e tutto questo aveva una logica, perché compresero quelli che erano ritornati a Gerusalemme che se anche avessero ricostruito il Tempio ma non avessero ricostruito le mura, quel Tempio sarebbe durato poco, perché le mura nell'antichità servivano come difesa di tutto quello che era dentro le città. Quindi la missione di Neemia non era quella di ricostruire il Tempio, ma era quella di ricostruire le mura di Gerusalemme, per proteggere quel Tempio. Senza quelle mura, il Tempio appena ricostruito, anche se era motivo di gioia, di risveglio, di canto, quel Tempio era in pericolo. Quindi c'era bisogno di ricostruire le mura. Esattamente come nella nostra vita, nel momento in cui abbiamo ricevuto il Signore, lo Spirito Santo è venuto ad abitare nel nostro cuore, ha fatto del nostro corpo il Tempio dello Spirito Santo, se noi non costruiamo le mura intorno al Tempio, quel Tempio sarà in pericolo. Ma il mondo intero, dove il Signore deve splendere, dove la Chiesa, dice Paolo, è il Tempio del Dio vivente, se non ha le mura intorno, avrà quel Tempio in costante pericolo. Abbiamo pregato per i bambini poco fa, abbiamo considerato i pericoli dei bambini, dei giovani in questo mondo. Ognuno di noi che ha a che fare con le cose della vita tutti i giorni si rende conto che il mondo è un pericolo costante per tutti. Si rende conto che i principi di questo mondo sono pericolosi non solo materialmente, ma per l'anima. Il nostro mondo è un mondo di egoismo, di egocentrismo, di arrivismo, è un mondo consumistico. E anche i credenti di tanto in tanto vengono avvolti da questi legacci e noi ci sentiamo benedetti dal Signore se possiamo acquistare le cose che desideriamo o possiamo stare bene economicamente. Sono lacci, fratelli, questa non è la benedizione. Eppure questo mondo ci avvolge, ci fa ragionare in questo modo. Tanto che persone che possono essere esempi di cultura, di istruzione, di scelte personali, il mondo non li calcola per niente. E persone che forse non hanno neanche studiato perché piacciono fisicamente o dicono qualcosa che può catturare l'attenzione, diventano influencer che hanno milioni di seguaci. Questo è il nostro mondo. E noi ci rendiamo conto che è un mondo pericoloso per la vita, è un mondo pericoloso per la salvezza, è un mondo pericoloso per i nostri figli, è un mondo pericoloso per noi. E allora c'è bisogno che qualcuno costruisca le mura. Ed è l'opera
a cui il Signore ha chiamato tutti i suoi figli. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù nel cuore, sono nati di nuovo, sono chiamati in quest'opera meravigliosa di ricostruire le mura. Uso questa figura, ma voi mi comprendete. Siamo chiamati a servire il Signore, siamo chiamati a lavorare nell'opera del Signore, siamo chiamati a costruire per la nostra vita, per la nostra epoca, per la nostra società, per il mondo in cui viviamo, le mura del Signore. Siamo chiamati ciascuno di noi a fare la nostra parte, perché se non lo facciamo ci sarà del pericolo. Ma il Signore si presenta a noi come un rifugio, come un alto riparo, è colui che vuole venire a noi come uno scudo. E tutto quello ci parla della protezione del Signore, a cui noi siamo chiamati per ricostruire le mura. Fratello, sorella, serviamo il Signore. Costruiamo le mura che il Signore ci ha affidato. Quando arrivò Neemia, tutti sapevano che il Tempio era in pericolo. Tutti lo sapevano, tutti. Eppure le mura non venivano ricostruite. Applichiamolo a noi. Se io vi facessi le domande, qualcuno l'ho fatta prima, ma ve ne potrei fare altre. Tutti noi sappiamo che la nostra vita è in pericolo se non siamo stretti al Signore. Tutti noi sappiamo che se spendiamo il nostro tempo non per servire il Signore, ma per le altre cose, la nostra vita sprofonderà in un baratro. Tutti noi sappiamo che se in casa nostra non c'è l'altare di adorazione e i nostri figli non sanno come si va a Dio, i nostri figli saranno in pericolo. Tutti noi sappiamo queste cose, non è così? Non è così. Eppure le mura non vengono ricostruite. Il grande paradosso. Perché? Se lo sai, perché? Se lo so, le mura non vengono ricostruite. Avvenne così anche al tempo di Neemia. C'era chi guardava al passato e piangeva la gloria della Gerusalemme salomonica, quando eravamo giovani noi, quando servivamo noi il Signore, e piangevano. E mentre piangevano, ricordando il passato, le mura erano ancora giù. Poi c'erano quelli che guardavano al presente e dicevano: sì, il Tempio è costruito, ma è meglio che non iniziamo, perché sarà un lavoro faticoso e non so se me la sento. E guardavano alla fatica del tempo presente, alle gocce di sudore che dovevano cadere dalle loro fronte, e le mura intanto erano giù. E c'erano quelli che guardavano al futuro e dicevano: io vorrei anche iniziare a costruire, ma ho paura che non riuscirò a finire. Ho paura che le mura rimarranno incomplete. E quindi preferisco non iniziare una cosa che non posso garantire di portare a termine. E intanto le mura erano giù. Ognuno aveva la sua motivazione. Chi guardava al passato, chi guardava al presente, chi guardava al futuro. Ma il fatto rimaneva uno: che le mura erano ancora giù e il pericolo c'era ancora. Eppure stavano parlando di costruire delle mura intorno al Tempio del Dio vivente. E quelli che avevano disperato di vedere il Tempio ricostruito lo videro. Chi non ci credeva più lo vide il Tempio costruito e ascoltò le parole dei profeti che dicevano: la mia gloria scenderà su questa casa. Avevano visto con i loro occhi la fedeltà di Dio. Un Dio che non li aveva abbandonati, che aveva promesso che il Tempio sarebbe stato ricostruito, e il Tempio fu ricostruito. Avevano visto che Dio era fedele. E quindi non c'era motivo per non iniziare a ricostruire le mura. Fratelli, sorelle, se guardiamo al passato,
staremo ancora nel pericolo. Se guardiamo a cosa ci costa nel presente, saremo ancora in pericolo. Se guardiamo al futuro e quello che non possiamo garantire, saremo ancora in pericolo. Il fatto è che quello che il Signore ci chiama a fare, è vero che è un lavoro per proteggerci dai pericoli, ma è un lavoro che ha a che fare col regno di Dio. Non è cosa nostra, non è affare nostro, non sono proprietà nostre, ma è l'opera del Signore e rimane l'opera del Signore. E ogni cosa che noi faremo nell'opera del Signore sarà Dio a metterci la firma, sarà Lui a prenderne la proprietà, sarà Lui alla fine a dire questo è mio. E allora, se è l'opera del Signore, e noi sappiamo che non c'è nulla che il Signore inizia senza portarlo a termine, noi non dobbiamo sentirci intimoriti. Non dobbiamo ragionare sull'opera del Signore con i criteri umani, perché ci spaventerebbero, ci farebbero piangere, ci farebbero sentire la fatica. Ma no, quello che dobbiamo fare noi è sentirci enormemente privilegiati, che vasi di terra, sempre fallibili, possono essere considerati degni dal Dio vivente e santo per far qualcosa nell'opera sua. È un privilegio, è qualcosa di cui non siamo degni, eppure il Signore chiama me e chiama te a far qualcosa per Lui. Alleluia. Ecco perché Neemia, quando lo attaccano, quando cercano con buone parole, con ragionamenti anche in qualche modo spirituali, di farlo scendere per parlare, per discutere, per confrontarsi con loro, lui ha ben presente una cosa: non sto facendo un lavoro necessario, dice. Non sto facendo un lavoro che mi procurerà una fama. Descrive così quello che stava facendo. Sto facendo un gran lavoro. Sto facendo qualcosa di importante. Sto facendo qualcosa che niente a paragone può essere prioritario, più importante, niente. Neanche pensare di migliorarlo, neanche pensare che si può fare in un modo diverso. Sono coinvolto, non ho i mezzi, non sono capace, ma lo sto facendo ed è la cosa più importante e io non mi fermerò. Io non posso scendere, sto facendo un gran lavoro e il lavoro è così importante che non può essere sospeso. Non può essere sospeso perché è il lavoro di Dio, non può essere sospeso perché è un gran lavoro, è un lavoro importante ed è la cosa più importante nella mia vita. L'opera di Dio nella nostra vita, l'opera di Dio nella Chiesa, l'opera di Dio nel mondo, fratelli, è straordinaria. Ma io vi sfido a cercare nella vostra vita e nel mondo qualcosa che sia paragonabile alla gloria dell'opera di Dio. Vi sfido, non la troverete. Non c'è niente in questo mondo che possa promettere l'eternità. Non c'è niente in questo mondo che possa permettere alle persone di sperare, di essere perdonati, di avere la vita, di essere riconciliati con Dio. Non c'è niente. Dice il Salmo 45, mi ferve in cuore una parola soave. Io dico, l'opera mia è per il Re. L'opera mia è per il Re. Perché stiamo faticando? Perché stiamo trafficando? Perché stiamo soffrendo? E ognuno di noi ce l'ha la sua risposta, perché ognuno di noi vive, fatica, soffre, si impegna per qualcosa o per qualcuno.
Quindi ognuno di noi questa mattina ce l'ha la risposta. Il punto è che noi sapremo se stiamo davvero vivendo per la cosa più importante. Se a questa domanda, l'opera tua per chi è? La nostra risposta, in fondo al cuore, e ognuno di noi conosce il suo cuore, è l'opera mia è per il Re, è per Dio. Alleluia. A volte ci portiamo avanti nelle vie del Signore senza considerare quanto è importante quello che stiamo facendo. E tutti in questo dobbiamo sentirci mancanti, perché davanti alla gloria dell'opera di Dio c'è sempre qualcosa in più che possiamo fare. Amen. C'è sempre qualcosa in più. Neemia non lo disse una volta. Neemia ce l'aveva chiaro nel cuore. Scrive che 4 volte andarono a lui e si presentarono con parole seducenti, con discorsi diplomatici, dicendo: scendi, parliamo, fermati, ragioniamo insieme, vogliamo collaborare con te. Ma per 4 volte lui rispose nella stessa identica maniera: io non posso scendere, sto facendo un gran lavoro. Perché a volte capita che l'avversario delle nostre anime viene una volta e magari dopo un periodo di risveglio, dopo un periodo in cui ci sentiamo incoraggiati, e noi rispondiamo no. Ma sappiate per certo, fratelli, che non si fermerà alla prima risposta, e verrà di nuovo, e verrà di nuovo, e verrà in ogni momento, e ci attaccherà in ogni modo, in ogni insidia, in ogni seduzione. Lui proverà a convincerci. E non è forse vero che tante volte noi non abbiamo fatto come Neemia? La prima volta abbiamo risposto, e poi siamo andati a casa anche abbastanza orgogliosi di noi stessi, perché abbiamo detto: mi hanno chiesto di smettere, io ho detto al Signore: ho deciso di seguire Cristo, indietro no, non tornerò. Ce l'ho fatta, e ci siamo anche sentiti abbastanza orgogliosi di noi stessi. Ma poi è arrivata la seconda volta. La terza volta abbiamo detto di no, ma ci siamo resi conto che alla fine abbiamo tirato un sospiro di sollievo e abbiamo detto: meno male che ce l'ho fatta a dire di no, ma oggi è stata difficile. È la quarta volta. Abbiamo preferito le promesse di questa vita o noi stessi e siamo scesi dalle mura. Fratello, sorella, serviamo il Signore. Serviamo il Signore con tutta la nostra vita. Ragionavamo ieri con qualche fratello di qualche statistica spaventosa del mondo cristiano. Pare, ma io non voglio credere a queste statistiche, che è soltanto il 10% di quelli che si dichiarano credenti e assidui frequentatori delle chiese siano realmente impegnati a servire il Signore. Se questa statistica fosse vera, sarebbe una statistica spaventosa. Il 10%, 1 su 10, 20 su 200, che servono realmente impegnandosi. Signore, aiutaci a servirti con tutto noi stessi, perché noi non serviamo per essere visti, non serviamo per rinfoltire una statistica, noi serviamo te. È il nostro servizio a te, perché il lavoro tuo è troppo importante, è un gran lavoro. E noi non vogliamo smarrirci, non vogliamo venire meno, non vogliamo scendere. Quello che vogliamo fare per il Signore è troppo importante per decidere di non chiedere a Dio l'equipaggiamento necessario. Il lavoro che il Signore ci chiama a fare è troppo importante, perché noi non andiamo ai piedi del Signore e chiedere: Signore, noi non possiamo servirti e l'opera tua è meravigliosa, è troppo grande, è troppo alta per noi, aiutaci. E quante volte invece proviamo a servire il Signore con le nostre forze, e ognuno di noi è testimone, e io sono il primo, che dura poco, nella più ottimistica delle previsioni, 1 settimana. Chi vuole servire il Signore con le sue forze durerà 1 settimana, poi inizieranno i problemi, poi qualche mattina ti sveglierai dicendo: ma perché lo devo fare?
Ma non posso andare avanti lo stesso anche senza servire il Signore? Ma l'opera di Dio è così importante che noi non possiamo non chiedere al Signore di equipaggiarci con quello che è necessario. Non possiamo non chiedere al Signore la pienezza dello Spirito Santo per servirlo. Se abbiamo compreso che vivere per il Signore è tutto, allora avremo compreso che non possiamo vivere e servire il Signore senza che Lui ci riempia dello Spirito Santo. Fu la prima cosa che Paolo chiese ai 12 discepoli efesini, ve lo ricordate? Ma voi l'avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto. Noi non sappiamo neanche che cos'è lo Spirito Santo. Ma vogliamo servire il Signore, aggiungo io. Vogliamo camminare nelle vie del Signore. Abbiamo capito che non c'è niente di più importante per noi. Paolo pregò, impose loro le mani e ricevettero lo Spirito Santo, perché era necessario, perché stavano facendo un gran lavoro e non avevano le forze. È troppo importante il servizio al Signore per non avere una vita in comunione con Dio. È troppo importante per non richiedere tutti i giorni al Signore di equipaggiarci. Perché il minuto dopo in cui usciremo dal luogo della nostra devozione personale col Signore, qualcuno sfiderà la nostra fede e si scoprirà subito cosa c'è dentro di noi, come sono le nostre reazioni, cosa esce dalla nostra bocca. Si vedrà subito e io sto facendo un gran lavoro e non posso permettermi di non essere equipaggiato con i mezzi che solo il Signore può dare. Non posso non avere una vigilanza spirituale. Neemia e i suoi, mentre costruivano le mura, avevano la cazzuola da una parte per fare il lavoro di muratori e la spada dall'altra per fare il lavoro di difesa, perché non potevano fermarsi. Io non so se c'è qualcuno che ha smesso di costruire le mura, che non sta dedicando più tutta la sua vita a servire il Signore. Forse è capitato perché ci siamo introdotti in quest'opera con le nostre forze e a un certo punto abbiamo scoperto, le circostanze ci hanno fatto scoprire che senza le risorse celesti non eravamo nulla. Ma questa mattina c'è colui che ci vuole dare quello che serve, perché vuole che lo serviamo con tutta la nostra vita. È un lavoro troppo importante per dare ascolto alle voci di quelli di fuori. Il lavoro è nostro. Siamo noi che dobbiamo servire il Signore. Io non so se vi è mai capitato, ma a me sì. Molte volte miei amici e conoscenti non credenti mi hanno detto: ma tu non puoi vivere tutta la tua vita per Dio, per la tua fede, perché pagherai un prezzo amaro e un giorno rimpiangerai. Tu non puoi non dedicare tempo alle altre cose, alla tua vita, ti consumerai. Tu non puoi non dedicare tempo alla tua famiglia e dedicare tutto al Signore. Tu non puoi, un giorno pagherai il prezzo, un giorno i tuoi figli te lo rinfacceranno. È vero o non è vero? Perché purtroppo questo dibattito è anche in mezzo ai credenti. Dipende. Se spendiamo la nostra vita per l'opera del Signore, con i nostri mezzi, chi ci vedrà? Vedrà uomini e donne che si consumano in un'opera che non è per loro, perché è l'opera di Dio. Ma se spendiamo la nostra vita con i mezzi che il Signore ci dà, i mezzi del Signore saranno la salvezza nostra, della nostra casa, e noi costruiremo le mura e la nostra famiglia intera sarà protetta. Ma qualcuno di fuori ci dirà: ma lascia stare, guarda che bella vita che vivo io. Si può vivere in un altro modo, si può vivere diversamente.
Non devi per forza costruire qualcosa nella tua vita. Non devi per forza innalzare delle mura davanti al Tempio del Signore. Ci penserà il Signore. E molti ragionamenti verranno da fuori. Ma tutti da fuori sono bravi a scoraggiarci. Tutti da fuori sono bravi a insegnare come si serve il Signore, come si vive per il Signore. Tutti da fuori sono capaci di dare la loro sentenza. Fino a quando ascolteremo quelli che non sono sulle mura a costruire? Perché di solito funziona così. Chi ci convince non è sulle mura. Sapete perché? Perché chi è sulle mura non ha tempo di emettere sentenze, sta costruendo. E il lavoro che facciamo è troppo grande per ascoltare le voci di fuori che vorrebbero dirci di fermarci. Perché che succede? Fratelli, sorelle, mi rivolgo ai genitori in particolare. Che succede? Se noi ci lasciamo convincere da qualcuno che dice ma lascia stare, e smettiamo di costruire le mura, le abbiamo lasciate incomplete, c'è una breccia e proprio da quella breccia entrerà qualcuno a devastare l'opera di Dio nella nostra casa. Che succede? Cosa diremo ai nostri figli? Mi sono fermato un attimo, mi sono fermato dal costruire le mura. Sì, noi ci siamo fermati e qualcuno è entrato nella breccia. Sto facendo un lavoro troppo importante per ascoltare le altre voci. Io voglio andare avanti e servire il Signore. È un lavoro troppo importante per non metterci tutto l'impegno. Leggete la storia di Neemia. Le famiglie intere, uomini e donne, tutti insieme, adulti e meno adulti, tutti insieme, iniziarono a costruire le porte, le mura, tutte le zone della grande città di Gerusalemme. Ci misero tutto il loro impegno, perché questa è la mia esperienza. Non c'è un altro modo per servire il Signore se non con tutto il nostro impegno. Non c'è. Quando il Signore giudicò Moab, chiamò Israele a essere lo strumento del giudizio. E a Israele disse, è scritto in Geremia, maledetto colui che fa l'opera del Signore fiaccamente. Il nostro combattimento è un combattimento non contro carne e sangue, ma contro i principati e le potenze del mondo spirituale. E noi non possiamo combattere in modo fiacco, sperando che vada bene. È un combattimento davanti a un avversario implacabile. E noi non possiamo non metterci tutto il nostro impegno. Ma le cose sono tante, le circostanze. Troppo importante per non consacrare tutta la nostra vita per servire il Signore. È un lavoro troppo importante per perderci nelle cose secondarie. Non interruppero per nulla la costruzione. Vi ricordate quelli che non volevano intraprenderla perché guardavano al futuro, temevano di non riuscire? A volte mi è capitato, qualcuno che ho provato a coinvolgere nel servire il Signore mi ha detto, io sono onesto, te lo dico perché sono onesto davanti a Dio, non inizio perché potrei non andare avanti. Ma questo ve lo dico sempre, fratelli, nessuno di noi inizia sapendo che potrà andare avanti, perché il domani non ci appartiene. Io non so dove sarò tra un'ora. Non vi posso dire, lo programmo, certo, ci vedremo mercoledì al culto, ma so che potrei non esserci. Nessuno di noi può garantire il futuro. Noi possiamo dire al Signore oggi, io ti servirò. E quelli che, vi ricordate, temettero che non avrebbero finito, allora preferirono non iniziare. Videro che un'opera che per diversi anni non fu compiuta, l'abbiamo letto, le mura di una città, la città di Gerusalemme era grande, furono ricostruite in 52 giorni.
A Novara è crollato un cavalcavia, solo un pezzo. La città è ancora congestionata da 1 anno e mezzo. Questi uomini che non avevano le gru, non avevano i trattori, non avevano i mezzi tecnologici, ma avevano un cuore per il Signore e si misero nel cuore di consacrare tutta la loro vita senza fermarsi, senza ascoltare le voci, salirono lì e iniziarono a costruire. Non erano muratori, erano ragazzi, adolescenti, bambine, anziani, così come potevano fare, mettevano un mattone, un po' di malta, quello che potevano fare, in 52 giorni finirono. Lasciarono indietro le cose secondarie, nessuna valutazione, nessuna assemblea, nessuna riunione, nessun accordo, solo a lavoro, perché l'opera di Dio era troppo importante per sospenderla. Fratelli, il Signore sta chiamando ancora operai, ma sta chiamando operai di una certa natura, quelli che diranno al Signore: l'opera tua è grande, Signore, io voglio dare tutto me stesso per servirti, tutto me stesso. Vi chiedo di chinare i vostri capi e di chiudere i vostri occhi.